Questa mostra nasce nel 1987 e difatti la chiamiamo MEM, cioè Museo Errante delle Maschere. E queste maschere raccolte sono quelle dolomitiche inizialmente e poi sono diventate delle maschere venete arcaiche con l'aggiunta di alcuni personaggi trovati anche nel Polesine e in alcune zone del Vicentino, che sono le zone più povere, erano le zone più povere del Veneto, insomma. Abbiamo fatto in 27 anni ormai di tour alcune città dell'Italia settentrionale. Poi siamo stati in Germania, siamo stati in Ungheria, siamo stati in molti musei etnografici della Romania, siamo stati in Croazia. Ultimamente era al Museo etnografico di Treviso, dove doveva restare un anno e se n'è rimasta 3 anni e mi avevano chiesto di trattenerla ancora per il grande successo che ha avuto. In alcune zone i nostri carnevali erano rimasti vivi, in altre erano rimaste nella memoria delle persone. E siccome negli anni 30, 40, 50 l'emigrazione è diventata un fenomeno larghissimo, sono spariti tutti i giovani, sono spariti anche i carnevali. Inizialmente era una mostra provocatoria, ancora adesso è una mostra provocatoria, perché dagli anni 80, 70 ad oggi il concetto sui carnevali arcaici è ancora in fase di revisione, specialmente nella maniera di vedere dell'intelligenza, dell'accademia. Questi carnevali sono di origine arcaica, sono molto somiglianti a quelli che voi avete qua in Sardegna. Ecco perché l'idea di cercare di portare questa mostra in Sardegna per una specie di confronto nel senso culturale, perché vedere insieme maschere come le vostre che sono prettamente o per la maggior parte di carattere zoomorfo, cioè rappresentano animali, e le nostre che rappresentano invece la maggior parte carattere antropomorfo, cioè di figure umane, con l'intermedio di quelle che rappresentano le piante, vi dicendo, dà un panorama completo di quelli che sono i carnevali arcaici. Perché queste maschere rappresentano gli antenati, sono i sardi che sono stati. Questi sono legati alle tombe dei giganti, sono legati a un sacco, ma legati intimamente.